We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's Amici, benvenuti anche oggi nel nostro salotto di Chiacchiere e Caffè. Siamo felicissimi di ritrovarci con voi perché oggi parliamo di un argomento che amo particolarmente, che è quello dell'arte e del restauro appunto di opere d'arte di grandi dimensioni, sia di enti pubblici che di privati. Siamo in compagnia di Giuseppe Dinetto. Benvenuto Giuseppe. Buongiorno a tutti. Benvenuto a Chiacchiere e Caffè nel nostro salotto a prendere il caffè con noi. Allora, Giuseppe Dinetto, direttore tecnico di questa bella ditta che si occupa appunto di restauro, che è Nuova Alleanza di Ponzano Veneto, Esatto. in provincia di Treviso. Ecco, intanto la prima domanda, Nuova Alleanza, è un nome curioso perché io quando ho sentito che eri il direttore tecnico di una ditta con questo nome ho pensato quasi a un'assicurazione. Sì, Una ditta di assicurazione. una compagnia di assicurazione. E invece sei un esperto d'arte, insomma, di restauro. Come mai hai pensato di chiamare così la tua impresa? Quando da ditta individuale mi sono trasformato in una società, ho fondato assieme ad altre persone una piccola cooperativa, dovevamo cercare un nome che non fosse il mio non doveva più comparire. Eravamo animati anche da alcune idealità, avevamo anche delle ambizioni sul piano sociale e religioso, e Nuova Alleanza ci era apparso in quel momento quel nome che coniugava insieme tutta una serie di aspirazioni. Nuova Alleanza, il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la Nuova Alleanza, quindi c'era una matrice religiosa, nel senso che poi le cose si sono anche evolute. Nello stesso tempo, sul piano del lavoro, volevamo dare spazio anche a persone che avevano bisogno di aiuto, persone con handicap, e nello stesso tempo non soltanto dare lavoro nel campo del restauro, che è un campo molto particolare, ma spaziare recuperando anche antiche abilità, per esempio i mestieri artigiani che stanno scomparendo. Le antiche maestranze. Le antiche maestranze, e quindi anche in questo senso Nuova Alleanza sembrava in qualche modo riuscire a interpretare questa nostra aspirazione, per cui è venuto fuori questo nome che in realtà non ci identifica, soprattutto non dice che cosa facciamo, e sembra esattamente una compagnia di assicurazioni. Sì, è un po' spiazzante, però può anche Molto. un po' anche incuriosire, insomma. In ogni caso vi ha portato fortuna, vi sta portando fortuna, perché siete uno dei punti di riferimento nel settore, sicuramente in Veneto, ma non solo. Sì. Ecco, questo lo puoi confermare a rischio di sembrare immodesto, ma... Lavoriamo su tutto il territorio, lavoriamo per chi ci chiama, per chi ci dà lavoro. Ecco, vi chiamano moltissimo anche le soprintendenze, sì, giusto, gli enti pubblici, per interventi sul territorio, sì. E avete cominciato con una sorta di padrino d'eccellenza che è stato Vittorio Sgarbi, che in qualche modo vi ha sdoganato come esperti. I casi della vita. I casi della vita, raccontaci un po' come è nata questa cosa. Io abito a Treviso, sono residente a Treviso, e nel periodo in cui io ho cominciato a lavorare era ispettore di zona della sovrintendenza Vittorio Sgarbi. E quindi l'istituto di restauro, il mio docente principale, aveva dei lavori da eseguire e cercava quindi qualcuno a cui affidarli, qualcuno che fosse bravo. Evidentemente ha scelto me, e così siamo entrati in contatto con Vittorio Sgarbi, e lui ci ha dato fiducia, ha apprezzato il nostro stile di lavoro, la qualità, la competenza, perché Sgarbi e abbiamo lavorato parecchio insieme per diversi anni. Poi lui ha preso anche altre strade e quindi non si occupava più della sovrintendenza, non era più ispettore, era diventato anche docente universitario, eccetera. Insomma, la sua carriera la conoscono tutti, anche e ci siamo
persi di vista, anche perché io sono rimasto, diciamo, nel mio, ho preferito. C'è un proverbio cinese che dice che se vuoi trovare l'acqua puoi adoperare due metodi, quello di fare tanti buchi sperando che l'acqua venga fuori, oppure facendo un buco ma molto profondo. Io ho preferito fare un buco molto profondo. Bene, quindi Sono- citi anche queste forme di saggezza cinese che insomma sono un Non po'... guastano. non guastano, diventano un Aiutano. po', esatto, dei riferimenti nella tua vita anche. Allora, Ponzano Veneto, Nuova Alleanza, Sì. è un laboratorio di grandi dimensioni specializzato, lo ripetiamo per i nostri amici da casa, nel restauro scientifico di opere d'arte e nella decorazione, anche progettazione e realizzazione in base alle esigenze del cliente, quindi ex novo. Quindi, esatto, cioè sono due settori e sono due settori ben distinti, il restauro di opere d'arte e il restauro. Eh, rispondendo, diciamo, alle finalità con le quali è nata Nuova Alleanza, cioè quella di coniugare le abilità e le competenze nel campo del restauro con le abilità artigianali di lavori che stanno scomparendo, ahimè, è nata una competenza che ci permetteva anche di eseguire opere ex novo. Del resto era un po' un'esigenza che era quasi connaturata nel nostro lavoro. Il cliente, per esempio privato, ma anche il museo, che ci porta un quadro da restaurare al quale manca la cornice, bisogna provvedere per la cornice. O si trova una cornice antica, originale, su misura, il che è una specie di terno al lotto, oppure la si fa. La si fa e allora la si fa in stile, bisogna saperla fare come si faceva una volta e così via. Comunque tu avevi già tutte le competenze, ovviamente tecniche, Però naturalmente poi si sono sviluppate anche sei nel cresciuto tempo. anche tu, Sì. insomma, nel tempo. Io e l'equipe che dirigo, perché non Quanti sono da solo. siete? Il nocciolo duro è composto da 7 persone, poi abbiamo anche parecchi collaboratori esterni, specializzati delle volte in alcuni settori, per esempio per la diagnostica, abbiamo un chimico, un geologo, l'ingegnere e così Sì, via. perché stiamo parlando di competenze molto tecniche, oltre insomma alla passione che uno ha per l'arte, però dopo Chiaro. si deve intervenire sull'opera d'arte con un'attenzione incredibile, E perché con una cognizione di causa che esatto, di è causa chiaro. senza E limiti. sempre aggiornati perché poi oggi le notizie, il progresso anche scientifico nella ricerca, nella messa a punto anche di nuove metodologie, di nuovi materiali, ha assunto una velocità che è impressionante, per cui stare al passo è anche un compito che personalmente, diciamo, mi investe nella totalità del mio tempo. E Ecco. ti appassiona perché sei un Sì, curioso, mi dicevi prima, sono vuoi proprio sempre curioso aggiornarti di di tutto. natura e i nostri clienti, chi mi conosce sa che è proprio così, cioè sono sempre curiosissimo di Giuseppe tutto. detto Pino è un curioso, vero? Sei Sì, detto Pino. detto sì, Giuseppe, Giuseppino, Pino, Giuseppino diventa Pino. Pino, giustamente. Ti chiamerò Giuseppe, non ti chiamerò Pino in trasmissione. No, Ascolta però Giuseppe, anche il vescovo, per esempio, di Treviso mi chiama Pino. Pino, così affettuosamente, Sì. attivamente. Hai portato delle immagini, Giuseppe, credo molto belle, quindi la regia si è impegnata adesso a riversarle, riusciamo a mandarle in onda, per cui ecco le vediamo già. Così commenta un po' tu queste immagini e se poi entriamo proprio nel merito anche tecnico, dicevi delle competenze di cui vi avvalete. Dove siamo qui? Allora, siamo a San Pietro di Feletto e devo premettere che io posso mostrarvi o citare solo cose pubbliche perché non posso parlare dei nostri eh, clienti privati Certo, per per una la ragione privacy. proprio, esatto, di riservatezza professionale. Questa è la pieve millenaria di San Pietro di Feletto vicino a Conegliano, Splendida. sì, una chiesa che sorge in epoca medievale sulle vestigia, pare, di resti preistorici, pare che ci fosse un tempietto pagano, poi
rifondato in epoca romana, insomma in epoca longobarda con tutta probabilità viene costruito il primo nucleo della chiesa. E quindi questi sono dipinti di epoca E longobarda? questi sono dipinti che partono praticamente dall'anno 1000 in poi. Quindi siamo nel periodo comunque. E una delle particolarità è che questa chiesa è stata ridecorata più volte, per cui ci sono più strati di pitture sovrapposti. E questo comporta delle difficoltà o Eh, diverse le- forme di intervento? Diverse forme di intervento, perché si tratta di strati di decorazione completamente diversi uno dall'altro, ma attaccati uno sopra l'altro. Con il tempo alcuni strati, quelli superiori evidentemente, cadono, si rovinano e mettono in luce gli strati inferiori. Questa è forse la difficoltà maggiore ed è una difficoltà puramente estetica, cioè quella di far convivere insieme queste immagini che si sovrappongono fra di loro come una specie di puzzle, come una specie di mosaico, in cui bisogna evidentemente riuscire a dare lo spazio sufficiente di lettura, soprattutto di comprensione a chi guarda senza avere nessuna cognizione di causa, e a riuscire a comprendere che cosa sta guardando. Ecco. Questa è stata la difficoltà maggiore. Qui vedo, stavano scorrendo delle immagini del ritocco, un ritocco fatto in modo particolare, cioè a rigatino, in modo tale che A rigatino si chiama? si dice a rigatino perché è fatto con queste righette, con questo tratteggio, in questo caso verticale, e che serve esattamente a distinguere dall'originale il nostro intervento, in modo tale che non ci sia nessuna falsificazione. Ma è una tecnica che andava È una tecnica bene che viene, per questo tipo di dipinto oppure viene raccomandata in genere proprio dalla cosiddetta carta del restauro, cioè chiamiamolo il decalogo del quindi vi restauratore. attenete a delle normative di Ha delle intervento? normative che sono normative ormai concordate a livello internazionale, a livello mondiale. E per la scelta dei colori, questa è proprio una mia curiosità, come fate a ottenere lo stesso tipo di colore del dipinto? Questa è una cosa interessante. Di solito si pensa che un restauratore abile, che conosce le opere del passato, debba intervenire con i materiali, gli stessi materiali con i quali è stata fatta l'opera. Invece no, esattamente il contrario, potrei dire. Si può rinnovare Nel nel senso che restauro? l'opera, quella originale, ha subito nel tempo una serie di modifiche e i materiali che sono stati adoperati si sono invecchiati. Se io adoperassi quello stesso materiale avrebbe in realtà un colore diverso. Certo, perché è degradato rispetto a... Non solo, ma nel momento in cui io lo applico incomincia a invecchiare a sua volta. Per cui ci sono due vite parallele, quella dell'opera originale che invecchia con un suo ritmo e quella dei materiali che io immetto e che invece hanno un altro ritmo perché Storie sono di più nuovi. invecchiamenti paralleli. Esatto, Non si proprio così. non si Allora, scampa dall'invecchiamento. il trucco consiste nell'adoperare invece materiali che siano il più stabili possibili. Cioè sappiamo che non cambiano nel tempo oppure cambiano pochissimo Quindi nel come tempo. in cucina è importantissimo avvalersi di materie prime ottime, anche per voi avere i materiali, i pigmenti, Esatto, magari dei esatto. colori e tutto quello che serve per il restauro è importantissimo, ma fate anche ricerca dunque voi dei materiali. Esatto, è quello che dicevo prima, cioè quello di rimanere sempre aggiornati sui nuovi materiali, qui c'è un pericolo. I nuovi materiali sono sempre una specie di chimera, ti attraggono e ti vengono proposti come se fossero la panacea che riesce a risolvere Risolve qualunque tutto. cosa. Ah, ecco, questo è un nuovo materiale, questo qui è veramente il non plus ultra. Dopo 5 anni, dopo 10 anni cominci a scoprire che non era proprio così. Ecco, i materiali devono essere presi, adottati dopo un periodo congruo di collaudo, di studio, di prove e E via come fai a dicendo. collaudarli? Però nello stesso Un'opera tempo... d'arte cavia? No, Diciamo. non proprio così, si fanno dei campioni, che sono quindi dei falsi, diciamo, Dei cioè test, dei test, diciamo. sono dei campioni che possono essere quindi maltrattati in tutti i modi possibili e immaginabili, ma poi ci sono degli istituti di ricerca che si occupano di questo e che con delle strumentazioni Ce apposta ne sono anche in fanno test. Veneto.
No, normalmente sono degli istituti che sono o a livello universitario oppure a livello statale. Sono istituti di ricerca, spesse volte interdisciplinari, che so, il fisico, quindi della facoltà di fisica, Il si allea chimico, con il chimico, sì. con il tecnico che sta studiando nanotecnologie Sono per delle nuovi equip di materiali. ricerca proprio per... Esatto. Ma leggo qui una nota tua biografica che mi ha molto incuriosito, cioè tu hai cominciato con il recupero di opere danneggiate dal terremoto in Friuli del Sì, 76. è ancora una coincidenza della vita, nel senso che quando ho deciso di occuparmi di restauro è avvenuto il terremoto in Friuli. Ecco, un inizio Io, traumatico, decisamente traumatico però. diciamo io nel frattempo mi ero iscritto all'istituto di restauro, Dove? l'ho fatto a Passariano in Friuli proprio per questa circostanza, per questa coincidenza. Quindi era già avvenuto il terremoto e tu ti sei poi iscritto È a avvenuto, no, questo, è avvenuto proprio in contemporanea. alla tua iscrizione. Allora, ricordando, era il 76, Sì, il 76 1976. purtroppo anno Il noto. terremoto è avvenuto in maggio e io in febbraio stavo terminando gli studi universitari. Dovevo, secondo le ambizioni di mio padre, diventare il professore di casa. Quindi avevi Lui una già lieve pressione psicologica, come si molto dice. lieve, Un mattone sulla lui già testa. cominciava a chiamarmi dottore, Mamma mia, così. non ti invidio. E un bel giorno, proprio posso dire, Sì, proprio così, di notte ho avuto un'illuminazione. sulla Il via di giorno- Damasco, come Sulla si via di dice. Damasco, sono caduto da cavallo. Anch'io, Ehm, seriamente sono caduta. Vabbè, sì, è una nota mia. Sì, eh, perché vado a cavallo, mi sono pure rotta 3 costole, ma proseguiamo complimenti. con Eh, questa narrazione. Quindi hai avuto questa illuminazione Il in giorno piena dopo sono andato notte? da mio padre e ho detto: papà, ho capito che cosa voglio fare il restauratore. Cosa? Ma i tuoi studi universitari non servono a niente e poi non sai niente di restauro? Studierò, mi devo dar Imparerò. da fare, imparerò qualche La cosa. motivazione è importante. Per lui è stato uno shock e per me non è stato facile, insomma. E comunque mi sono iscritto, mi sono ovviamente interessato, mi sono guardato attorno, è venuto il terremoto in Friuli e nel frattempo la regione Friuli Venezia Giulia stava istituendo un centro di catalogazione e restauro, il quale con l'aiuto dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma hanno organizzato dei corsi perché avevano a questo punto bisogno anche di operatori sul territorio proprio per questa disgrazia, questa tragedia immane. E quindi mi sono trovato proprio subito Così. messo sul campo Ma avevi e già quindi acquisito delle competenze tecniche, eri un neofita avevamo ancora. dei docenti e noi eravamo tirocinanti, avevamo ovviamente, il corso era teorico e anche pratico. Eravate supervisionati e così avete Assolutamente, iniziato assolutamente, a però intervenire. ho cominciato subito con le cose difficili, E abbiamo qual è stata la recuperato prima... tavole per esempio dipinte che sotto le macerie che avevano i funghi alti così. Mamma mia. Ma era un E, lavoro anche molto di fatica, cioè proprio è anche un lavoro, sì, è anche un spostavi lavoro tu molto fisico. fisicamente queste tele Sì, e ma poi cominciavi... per esempio abbiamo recuperato, ripeto, io come tirocinante al seguito dell'equipe dell'istituto, per esempio affreschi che abbiamo staccato nel castello di Colloredo di Montalbano, perché un'intera ala era crollata ed erano rimaste i solai ed erano rimaste solo le pareti in piedi. Non c'era più il tetto e l'inverno è stato rigidissimo. Io mi ricordo che lavoravamo letteralmente sotto la neve. Quanti anni Quindi avevi? Scusa, devo in quel fare i conti, periodo. ma dopo l'università, quindi 27, Sì, insomma, eri un 28 anni. ragazzo proprio. E ti sei trovato a vivere, insomma, questo tuo approccio al tuo nuovo mestiere in un contesto decisamente drammatico. Ti sentivi un po' di avere una missione nel salvare queste opere Sì, d'arte? devo dire che in parte sì, anche perché effettivamente queste esercitazioni, che non erano esercitazioni da campo, erano veri e propri lavori, venivano chiamati missione. Ah, Eravamo ecco, in missione, quindi quindi eravamo dei missionari.
No, beh, è vero, il recupero comunque già di per sé, credo che tu abbia deciso di intraprendere questo tuo percorso professionale perché c'era comunque alla base il desiderio bellissimo, no? Di riportare a nuova luce l'arte stessa. Sì, dovrei fare un piccolo passo indietro Sì, perché ho siamo qui. deciso di fare restauro. Io ero studente universitario e facevo viaggi di studio con i nostri professori. Siamo andati nell'allora Germania dell'Est, oltre Cortina, oltre il muro e così via. Io ho visitato musei importantissimi con grandissimi capolavori e una cosa che mi ha colpito è che i miei docenti universitari, parlando delle opere d'arte, ne avevano una cognizione che era molto basata sulla fotografia, sull'immagine. Non Iconografica parla- si può dire. Esatto, non parlavano mai della materia. Io, figlio d'arte, mio padre è artista, e invece ho sempre avuto un approccio molto più sensoriato, molto più Pragmatico, tattile. tattile. Ecco, e, ho sempre disegnato, ho sempre scarabocchiato, dipinto, impastato, eccetera. E quindi per me è connaturato proprio in me quello di avvicinarmi alla materia e di Il giudicare contatto. l'opera anche per la materia che la supporta. E quindi ero insoddisfatto sostanzialmente degli studi universitari Solo e un po' della teorici. prospettiva, esatto, di lavorare solo sull'immagine. Il contatto, il restauro mi dava proprio questa possibilità del contatto, Ma allora papà del non doveva toccare. essere così deluso perché alla fine è stato in qualche modo anche il suo essere Oggi artista che ti ha ispirato. io credo, ho l'ambizione di pensare che, insomma, che è contento di me. Oh, ecco, Però, già. sai, ha Se vuoi dovuto anche convertirsi un salutarlo, po'. sarà Ciao papà. orgoglioso di suo figlio Giuseppe. Eh, spero. Hai realizzato, insomma, un po' una tua ambizione professionale, fai quello che ti piace e quindi Anche perché lui, spero, perché lui ha un giudizio molto severo, è una persona molto... io la ritengo anche una persona molto importante perché è effettivamente un grande artista, un grande creatore, l'unico artista contemporaneo che ha lavorato alla Basilica del Santo qui a Padova, invitato fra l'altro, e poi reinvitato allora lo per reinviterò, continuare. inviterò anch'io, insomma, spero di poterlo avere, non lo so se sia Penso, possibile averlo qui a io Chiacchiere penso, Caffè, penso che così. sia molto, anche perché è una persona di grande compagnia, piacevolissima. Loquace, Però è una persona di grandissima autocritica e molto severo. Se tu gli chiedi un parere, lui ti risponde subito, ascolta, ma per sport stiamo chiacchierando? cioè potrebbe O essere un ospite difficile, allora non lo invito. per cui Sto se gli chiedi scherzando. un giudizio serio, lui diventa serissimo e... Ma qua sappiamo essere anche estremamente seri, insomma, col Ecco, sorriso sulle labbra, mi piace dirlo, ma i contenuti voglio sempre che siano, mi auguro che siano interessanti e comunque con delle informazioni anche per i nostri telespettatori, per chi ci segue da casa. Quindi mi sembra insomma che anche con te oggi stiamo parlando di un argomento, poi è la prima volta in Chiacchiere Caffè che parliamo di restauro, di opere d'arte, insomma era un tema che mi piaceva molto affrontare, insomma ho un ospite veramente di riferimento, perché a livello comunque anche di territorio siete considerati veramente come un'impresa abbiamo un buon che nome. avete, con una gran E voce in capitolo. io vedo che i nostri clienti, sia pubblici sia privati, tornano. E diciamo che la miglior pubblicità per noi sono i nostri lavori. Ecco. Sì, prima di lanciare la pubblicità, come di consueto, mi piace ricordare che avete restaurato, siete intervenuti su opere anche di mostre importanti come da Van Gogh a Bacon, giusto? Sì. Ecco, da Fattori a Burri, Conegliano, da Cézanne a Mondrian. E questo è un settore, anche questo un po' particolare, quello del servizio per l'arte, per grandi esposizioni, quindi prestiamo la nostra collaborazione come consulenza ma anche come assistenza per quanto riguarda la conservazione delle opere d'arte negli allestimenti importanti. Non abbiamo fatto solo queste mostre, abbiamo fatto per esempio
tutte le mostre da una quindicina d'anni a questa parte, tutte le mostre più importanti, le mostre di Linea d'Ombra per esempio, di Marco Goldin, H. dei Carraresi, Sì, prima infatti a vedo la Treviso, nascita dell'impressionismo, perfetto, ma Monet, i poi a luoghi della Torino, poi pittura, a Brescia, quindi anche attualmente, extraveneto. esatto, attualmente ci sono due mostre, una a Villa Manin di Passariano e una a Rimini, al Castello Sismondo, ancora di Marco Goldin di Linea d'Ombra, e molto importanti, sono tutti capolavori assoluti, e noi prestiamo, ma abbiamo prestato per esempio la nostra opera anche per Palazzo Grassi, per esempio Roma ai Barbari, ecco, per dire. Poi leggo l'oro e l'azzurro, i colori del sud, da Cézanne a Bonnard, da Corot a Monet, da Van Gogh a Picasso, quindi Sì, insomma stiamo parlando. sono passati per le nostre mani molti Van Gogh, centinaia. Che emozione, deve Monet, essere stringere tra le mani, insomma, sì. un'opera Anche perché originale. il nostro compito è proprio quello di vigilare sulla loro conservazione e quindi noi li sottoponiamo a un esame che possiamo dire letteralmente queste opere sono sotto la lente di ingrandimento, le Bene. vediamo proprio millimetro per millimetro Sotto la da mia vicino. lente di ingrandimento sarai ancora qua nella seconda parte del programma. Lascio gli amici pochissimi minuti per lo spazietto pubblicitario, poi torniamo con Giuseppe Di Netto per parlare ancora di arte, di restauro di opere d'arte. A tra poco. Amici, bentornati in studio a Chiacchiere Caffè. Siamo ancora in compagnia di Giuseppe Di Netto, direttore tecnico della Nuova Alleanza, un laboratorio, una grande impresa che si occupa del restauro di opere d'arte, ma anche delle decorazioni ex novo. Piccolo riassunto per chi si è collegato ora. Giuseppe, bentornato. Stavamo parlando con te di appunto restauro di opere d'arte. Ho citato un lungo elenco anche di mostre per cui avete fatto un servizio di consulenza, che è un altro, insomma, delle vostre attività, in particolare nell'area di Treviso con Marco Goldin, che è giusto responsabile. Nell'area di Treviso, ma anche, in realtà lui è ormai da diversi anni che diciamo, non si occupa più del territorio trevigiano, ma le sue attività spaziano su tutto il territorio nazionale e per quello che Anche so verso anche Brescia, se non sbaglio, vero? attualmente a Rimini, Adesso a Rimini. in Friuli, a Villa Manin, ma è una persona che non si ferma. Ecco, allora spero di avere anche lui, diglielo, chiamalo, ecco che avremo Marco Goldin in trasmissione. Una notizia curiosa, voi siete tra i pochissimi che fate restauro di opere di grandi dimensioni. Per esempio qui leggo un 16 metri di opera d'arte nella Marca Trevigiana, la processione della reliquia della Santa Croce di Bartolomeo Orioli. Lavorare su 16 metri di tela, insomma, ci avete messo quasi 2 anni, se non ricordo male. Sì, infatti si tratta di una tela lunga, 16 metri, che richiedeva evidentemente anche delle capacità progettuali, oltre che un impegno proprio organizzativo e anche lo spazio fisico per poterlo fare. Di queste cose ci siamo occupati più volte, cioè abbiamo fatto pale molto alte, quadri alti 5 metri, 7 metri, ma noi stessi realizziamo ex novo, per esempio, degli affreschi alti 7 metri e mezzo, abbiamo fatto così, questo genere. Insomma, sei anche un arrampicatore. Delle volte bisogna proprio arrampicarsi. Sì, anche perché quando vedo questi restauratori sempre così un po' appesi. appesi. Mi è capitato una volta, inciso curioso, di dover tirare giù delle opere che erano sul tamburo di un soffitto di una chiesa. Il tamburo è la parte più alta, rotonda, che di solito fa da base a una cupola. E c'era un cornicione che sporgeva molto, per cui era impossibile prendere questi quadri. Abbiamo costruito delle impalcature che arrivavano praticamente fino al soffitto e io mi sono imbragato come si fa, come fanno gli alpini o come faccio io quando sono in barca a vela e bisogna andare... Altra tua passione, oltre l'arte, la barca a vela? La barca a vela.
e mi sono fatto tirare su come si farebbe sull'albero di una barca e imbragato in quel modo mi sporgevo a ero in sicurezza, però nello No, stesso tempo era una cosa un ci po', vuole anche fisico, come si dice, un po' di atleticità non guasta. ecco, cerco di Vero, mantenermi Giuseppe? atletico. Hai portato anche delle immagini, se non Sì, erro, che vorrei vedere e condividere con i nostri amici da casa. volentieri. Ecco, quindi commenta un po' tu e dai un po' tu il ritmo perché sono Caspita, questo, diverse. allora, io vedo questo, andiamo abbastanza lenti con queste immagini perché così posso spiegare, beh, No, questa è una scorrono. carrellata, Facciamo prima questo una Antonio carrellata, poi tu. Canova, Moriago della battaglia, prima del restauro, vedete Mhm. quanto è rovinata la cupola, sotto ci sono delle Però ha figure dei di apostoli colori molto accesi. sì, questi sono i colori rovinati. Mhm. Poi dovremmo vedere invece il dopo restauro e naturalmente quando si opera su, Sì. ecco, qui possiamo vedere da vicino Mhm. lo stato del Di colore, vedete che, degradazione. vedi che è tutto squamato, il Mhm. colore si stacca, è una pellicolina che non ha nemmeno adesione sul supporto. Anche qua. Qui vediamo che è completamente corrosa Di che dai epoca sali sono minerali. questi Questa dipinti? è un'opera moderna Mm. di Cadorin, un artista veneziano che Mhm. ha lavorato nel 1924 in quella chiesa. E nonostante la modernità, Sì, qui sono. siamo ancora a Vincenzo dei Destri, un Mhm. artista che ha lavorato con il Bellini Mhm. e questa è una visione all'ultravioletto, fluorescenza riflessa all'ultravioletto, Ah, che ci fa vedere, prima di aver toccato l'opera, lo stato delle vernici, dei ritocchi. Le macchie scure che vediamo sono ritocchi e qui vediamo un piccolo tassello di pulitura, ecco, qui si vede il tassello di il pulitura, riquadro in alto, il quadratino. quel riquadro a A L è destra. il colore pulito, il Mhm. resto è il colore ancora sporco. In realtà non è soltanto sporco, in questo caso è anche proprio ridipinto completamente, quasi completamente. E si vedono anche delle vescicole di sollevamenti. Mhm. Questo è un dettaglio prima del restauro di quest'opera, mentre di seguito penso dovremmo vedere un tassello di pulitura, vale a dire lo stesso dettaglio con, esatto, la prova di pulitura. Queste prove, Questa strisciolina rettangolare in esatto, in cui si lungo. vedono i colori Sì. originali, così come verranno fuori quando l'opera intera sarà tutta completamente ripulita da tutte le sostanze che gli sono stati sovrammessi. Questo è il retro di questa Il tavola. supporto. Esatto, e questo dipinto è fatto su tavola, una tavola di pioppo e questa è una fase di consolidamento fatta sotto vuoto per non toccare il colore direttamente, ma Vediamo anche l'antico e il moderno. ecco sì, La questa è tecnologia un'applicazione e questo è lo stesso retro dopo che è stato liberato da tutte quelle traverse che gli erano state applicate nell'Ottocento, quindi non sono traverse originali e che avevano in realtà manomesso completamente l'opera. Questa è una fase del ritocco dopo che l'opera stessa è stata pulita. Non so se abbiamo delle immagini ah no, qui la carrellata. Questo è il portale del Duomo di Conegliano, Molto bello. sì, fatto tutto in legno intarsiato, voi vedete che magnificenza di lavoro. Sì. Questo ancora siamo a Moriago, le immagini sono state distribuite in maniera senza un ordine preciso, vedo. E questa è un'operazione di disinfestazione dei sali minerali, sali solfati di magnesio in questo caso. Questa è ancora un'opera di pulitura di questo affresco grande e questo è lo stato di quel portale prima del restauro. Quindi è legno, ma voi restaurate dunque anche legno? Cioè, Sì, non esatto. solo affreschi e. Legno, dico legno per dire tutte le opere di legno, quindi sculture di legno, in questo caso è un portale di pregio evidentemente, sempre di legno, tavole dipinte di legno. Ecco, questo è lo stato Di degrado di assoluto, degrado vediamo. assoluto che aveva questo portale e noi non sospettavamo nemmeno che cosa ci fosse sotto. Invece, ecco,
al di sotto di tutta quella rovina c'era un lavoro di intarsio a noce, Con legno questa di testa noce di e cavallo bosso, sì, meravigliosa. tutti i dettagli di una grandissima perizia. Questi sono tasselli di pulitura, ecco, da cui compare, al di sotto della rovina del legno, ricompare proprio l'intarsio. Ecco, questa è una fase di lavoro intermedia. Questo portale era rovinatissimo, però siamo riusciti a restaurarlo e a rimetterlo in funzione, cioè ancora adesso è il portale del Duomo di Conegliano. Qui siamo a Lentiai, questo è un soffitto cassettonato enorme, cioè tutto il soffitto di tutta la chiesa, mentre questo è proprio un'opera ex novo, una pala per per una chiesa che ci è stata commissionata. Ecco, e che noi abbiamo, questo è il lavoro finito dentro una Ma chiesa quindi l'avete proprio abbastanza moderna. realizzato voi questo? Esattamente, progettata tutta e fatta in stile in questo caso, perché era richiesto che fosse in stile abbastanza antico, pur essendo di fattura moderna. Questo è il tipico, potremmo dire che è il nostro modo di lavorare, quando si lavora, questa è una icona in questo caso credo perché non si vede bene, ma è un'icona russa. Questo è un Monet. Questo è un intervento fatto durante una mostra, cioè delle volte, e questa è la famosa tela Di lunga 16 metri? 17, sì, 16 17. metri rotti. Ecco, Però, avevamo costruito un ponte, questo invece è un Van Gogh. ecco, vedevo i Un Van colori. Gogh, durante l'ispezione si vedono, dietro ci sono due persone, Sì. una è una mia collega che ha la casacca rossa con il logo bianco, mentre con la maglia blu è un funzionario del museo prestatore, che è un museo americano in questo caso, e questo è il caso tipico proprio di assistenza all'organizzazione di una mostra, Abbiamo in visto. cui le opere arrivano e dal momento in cui arrivano l'allestitore le prende in carico attraverso di noi. Noi fungiamo un pochino da cuscinetto garante Sì, fra da il mediatori. prestatore, da mediatore, diciamo, fra il prestatore e l'allestitore. Garantiamo per l'uno e per l'altro che l'opera è in buone condizioni oppure che ha dei problemi, ma questi devono essere evidentemente evidenziati, dopodiché vengono monitorati, messi sotto osservazione, oppure per casi estremi bisogna intervenire e quindi si interviene con un restauro, come è il caso del Monet che voi avete visto. È stato consolidato allestendo lì nella sede della mostra un piccolo laboratorio improvvisato. Ecco, Ma insomma, che emozione, che senso di responsabilità avere tra le mani un Monet, un Van Gogh. sì, Cosa sì. provi, Giuseppe? Dormi di notte, sì, serenamente? In un certo Cioè, senso sì. l'errore non è ammesso, questo è il No, punto. questo assolutamente no. Bisogna essere perfetti. Bisogna essere perfetti e siccome non siamo perfetti, bisogna dotarsi di protocolli, diciamo, di intervento che permettano di ridurre il rischio a zero. Cioè, siete assicurati? Ma non è tanto Non è quello, quello? non è un problema di assicurazione. Posso fare un esempio Certo. molto, molto semplice. Se io devo consolidare una tavola, poniamo, o un affresco, perché si sbriciola, per consolidarlo devo studiare il caso specifico e ci sono molti metodi di consolidamento, ma per esempio supponiamo di consolidare con una resina indurente, una resina epossidica. Sappiamo che la resina epossidica è irreversibile, sappiamo che la resina epossidica è un'ottima resina ed è fortissima, quindi potrebbe fare al caso nostro, però con il tempo potrebbe degradarsi essa stessa. Ebbene, le caratteristiche di questa resina sono tali per cui io non la potrò mai rimuovere. Quindi se io la applico, io condanno l'opera. Non devo adoperare evidentemente un materiale di questo genere. Preferisco un materiale meno resistente, meno forte, possiamo valutare che caratteristiche debba avere, ma sicuramente deve avere anche questa proprietà, la possibilità, primo, di essere più stabile possibile nel tempo, ma poi, se succede qualche cosa, poterla rimuovere
senza alcun rischio, senza alcun danno per l'opera stessa. Quindi Ecco, non intervenire in forme di irreversibilità esatto, questo è solo uno dei dell'intervento. criteri, la compatibilità chimica e via dicendo. Ci sono vari criteri, ma diciamo sono dei paletti entro i quali bisogna muoversi e fanno parte di quella che è la deontologia professionale, cioè Quindi una specie di codice etico della professione che mi dice questo lo posso fare, questo non lo posso fare, anche se magari mi verrebbe voglia perché potrebbe essere la soluzione, però troppo la rischiosa. prudenza e il rispetto per l'opera e via dicendo non mi permette di... D'altronde le opere d'arte sono frutto dell'ingegno umano, quindi lì la deontologia e il rispetto, no, dell'opera, appunto della creatività umana, credo siano d'obbligo, d'obbligo. davvero. Eh, Con tutti questi strumenti che stai citando di intervento siete appunto intervenuti anche su opere di epoca moderna e contemporanea, abbiamo già citato Monet, abbiamo citato Van Gogh, ma certo. cito anche perché si tratta di note d'orgoglio, Pissarro, Rodin, Miro, Dalì, De Chirico, Adami, Guidi, De Pisis, cioè l'elenco è lunghissimo e stiamo Picasso, parlando Andy Warhol, dei più grandi nomi dell'arte moderna e contemporanea, quindi non c'è solo il restauro e quindi riportare alla luce le e cose questo è antiche. ancora un altro settore non solo di attività, ma è anche un settore di ricerca tutto nuovo e quindi si interviene, ma bisogna intervenire sempre con molta umiltà, vorrei dire, vale a dire con la consapevolezza che stiamo lavorando su cose che nemmeno noi conosciamo molto bene. E quindi si tratta di materiali nuovi, materiali moderni, spesse volte adoperati in maniera diciamo non ad arte, per cui presentano dei difetti fin dalla nascita. Spesse volte si tratta di opere che nascono per mano di grandi geni, perché Picasso non si può dire altro che è un genio, però i colori, i materiali che adoperava erano esattamente i colori e i materiali che trovava nel negozio, non se li fabbricava da solo. Ecco, Quindi se facciamo una nota, quasi un'osservazione su anche questi grandi artisti, non sempre magari avevano i materiali migliori. Anzi, molto spesso gli artisti moderni, in particolare contemporanei, sono anche degli sperimentatori, sperimentatori che non sono necessariamente scienziati, cioè sperimentano in maniera empirica, provano e il loro risultato spesse volte è destinato proprio a rovinarsi nel tempo e a degradarsi in tempi molto stretti. Il restauro da questo punto di vista diventa una sfida perché si tratta di conoscenze completamente nuove, di un campo di ricerca completamente nuovo e pone anche dei problemi non indifferenti anche sul piano solo del principio teorico. Ovvero, faccio un esempio, un artista che crea un'opera che nelle intenzioni dell'artista è destinata a estinguersi, un'opera che è destinata a rovinarsi da sola, ad autodistruggersi. Viene acquistata da un museo o da un privato, da un collezionista e il collezionista ovviamente vuole conservare la propria opera. Il museo vuole poter esporre la propria opera e vuole anche conservare in qualche modo l'investimento che ha fatto perché ha pagato anche dei soldi. Il restauro deve andare contro la volontà dell'artista che ha creato un'opera che consapevolmente deve autodistruggersi? Questo è un problema etico Questo è un problema che si è posto più volte perché ci sono molte di queste opere che sono in queste condizioni. Ma come mai artisti creano opere che puntano all'autodistruzione? Perché non vale più non c'è più il valore del tempo, bensì il fatto contingente. Ci sono molte opere che sono veri e propri happening, per esempio, no? E Come quindi quelli della Biennale, non lo so, esatto, tempi più moderni. il concerto di un grande concertista, di un grande pianista, noi lo possiamo registrare su un disco e ce lo riascoltiamo quante volte vogliamo, però quella performance è assolutamente unica nel tempo. Paganini non ripete, giusto? Paganini non ripete e quella è assolutamente unica. Così un'opera teatrale,
E così anche molte opere di arte Quindi vi si contemporanea. pone insomma questo dilemma, diciamo, morale, se dar retta alle esigenze del museo piuttosto che dell'artista. Ma il museo stesso se le pone delle volte Beh, mi e sembra abbiamo dei casi, doveroso da parte del abbiamo museo. diversi casi di questo genere in cui si dice quest'opera è stata fatta con per esempio con della schiuma poliuretanica, quella che si adopera per coibentare i muri, quindi un materiale da muratori, diciamo così, non certo per l'arte. È stata costruita una scultura fatta in questo modo. Sono passati degli anni, la scultura si sta screpolando, la resina si sta deformando e via dicendo. Cosa dobbiamo fare? In realtà l'artista è ancora vivente, è stato, non posso far nomi, scusatemi, Certo, privacy. ma è stato consultato l'artista, il quale ha detto è destinato a rovinarsi, a distruggersi, lasciate che si distrugga. Un artista fatalista, come, come si dice. Questa è la situazione. Giuseppe, qual è l'opera d'arte che sogneresti di restaurare? La domanda è d'obbligo. La domanda è d'obbligo e molti penserebbero all'Ultima Cena di Leonardo oppure la Cappella Sistina di Michelangelo. Certamente mi gratificherebbe moltissimo, immensamente. Solo trovarsi lì di fronte è un'emozione unica. Però nello stesso tempo mi rendo conto che sarebbe per me forse l'inizio anche di un calvario, perché prima di tutto non dormirei la notte, In questi casi ma davvero. poi perché mi esporrei alle 1000 polemiche che in questi casi sorgono, perché c'è sempre il bastian contrario. Perché che poi deve... ci sono le strumentalizzazioni ovviamente di sorta che diventano quindi quasi dibattiti politici intorno a un'opera è d'arte, così. un restauro. Per cui l'intervento e la bontà dell'intervento, il giudizio si sposta su altri piani che sono sempre piani Sovrastrutturali inclinati. purtroppo. Ma allora qual è l'opera? Se non è Leonardo, non è Michelangelo, c'è un'opera che dici, quella mi piace Leonardo, molto. Michelangelo. Non si risponde. Sì, Vero. cioè effettivamente sono queste, ma appunto ci sono anche questi limiti per cui l'opera che ambisco di restaurare è quella di un committente, pubblico o privato che sia, che mi gratifica dicendo bravo, hai fatto bene e questa è la soddisfazione. Certo, al di là dell'opera è la Sì. soddisfazione poi del cliente. Ci sono delle opere che sono anonime, però che sono delle sfide dal punto di vista tecnico. Sì, perché la tecnica nel tuo mestiere E a è alla base. ecco, a me da tecnico mi soddisfa molto anche sapere di aver potuto risolvere un qualche caso che nessun altro era riuscito a risolvere. Ecco, E quindi una delle sorta volte faccio anche delle cose... investigatore delle Esatto. opere d'arte, perché credo che la sperimentazione nel tuo campo e l'audacia a volte, unite a una sana prudenza, siano una sorta di ricetta importantissima. Ho detto sì, la parola ricetta non a caso, perché ci avviciniamo alla chiusura del nostro programma, della nostra puntata di oggi e lasciamo, come di consueto, i nostri amici alla pillola di cucina della giornata con il ristorante Puri e Folli. Ma prima di chiudere, di salutarti, Giuseppe, anche tu avrai un po' di fame, ricordo che oggi eravamo in diretta, la replica di questa puntata va in onda, lo dico per i nostri amici da casa, l'indomani intorno all'1, all'1:15, oppure per anche chi ama un po' la tecnologia è possibile rivedere, forse non te l'avevo detto, quindi lo sai anche tu, questa stessa puntata su internet al sito www.youtube.com/ quindi barretta laterale Telechiara Produzioni. Oppure andate comunque sul sito di Telechiara e un po' navigando trovate le puntate di Chiacchiere Caffè, per cui è possibile rivederci ed è anche questo un bello strumento insomma, di comunicazione. Sei contento, Giuseppe? Non sapevo, bene. Potrai rivedere Vado a insomma, rivedermi. il tuo incontro con me oggi e la nostra chiacchierata con il nostro caffè di oggi. Amici, siamo veramente in chiusura, io saluto Giuseppe Dinetto, grazie tantissimo di averci aperto questa finestra sul restauro delle opere d'arte, è stato un argomento che mi ha particolarmente interessata, spero anche voi. Ora, come al solito, carta e penna, prendete appunti per la rubrica di cucina della giornata. Vi aspetto domani puntuali alle 11 con Chiacchiere e Caffè. Ciao amici, a domani. Ciao Giuseppe. Semplici appassionati di cucina, benvenuti ad una nuova pillola per insegnarvi delle ricette
davvero sfiziose. Quest'oggi siamo ospiti della cucina del Puri e Folli di Padova ed è qui con me la figlia della titolare, nonché assistente dello chef Paolo. Buongiorno Paolo, Valentina Casanova. Ciao Valentina. Ciao. Allora, so che mamma nella ristorazione, papà quel Mario Casanova che da 30 anni gestisce tantissimi locali qui a Padova, quindi non potevi che essere nella ristorazione anche tu. Certo. So che qui sei spesso in cucina, non è vero, ti dai molto da Sì, fare, certo, aiuto. faticoso. Un pochino. Però questo ti fa onore. Allora, parlami un po' del Puri e Folli. So che avete molte specialità. Sì, la nostra principale è la pizza, facciamo delle pizza con vari impasti molto particolari di zucca, di camut, olive, anche piccante, e anche l'impasto senza glutine per i celiaci. Quindi delle cose sfiziose. Certo. E poi mi dicevi anche un'altra specialità è La carne alla griglia. la carne alla griglia. Quindi se i nostri amici da casa vogliono o la pizza o la carne alla griglia non devono che venire qui al Puri e Folli, perché noi quest'oggi invece andremo a preparare una cosa del tutto diversa, Sì. ovvero I bigoli al ragù di cervo. i bigoli al ragù di cervo. Quindi voi tirate fuori carta e penna perché sta per arrivare la lista degli ingredienti. Allora Valentina, per la preparazione dei nostri bigoli al ragù di cervo, cosa ci serve? Ci servono 500 g di cervo, 250 g di bigoli, una carota, del sedano e una cipolla, un rametto di rosmarino e un po' di salvia. E mi dicevi dosi per quante persone, che i nostri amici da casa devono segnarsi tutto? Sono per 3 persone. Benissimo, allora non ci resta che iniziare la preparazione del nostro piatto. Iniziamo la preparazione dei nostri bigoli al ragù di cervo. Allora Valentina, ci siamo premuniti di una padella Certo, abbiamo già messo dell'olio a scaldare. che deve essere ben caldo. Ben caldo, esatto. E poi vedo che Paolo sta aggiungendo Un trito che abbiamo fatto con il sedano, le carote e la cipolla, e abbiamo aggiunto anche il rosmarino e la salvia. perfetto, quindi tutto quanto tritato insieme, andiamo a mescolarlo finché le verdure non si appassiscono un po'. Esatto. Passaggio successivo, cosa dobbiamo aggiungere? Adesso aggiungeremo la carne di cervo. Ecco, vedo che noi qui abbiamo macinato la nostra polpa, giustamente voi al Puri e Folli avete il tritacarne, i nostri Certo. amici da casa come possono fare? Possono andare dal macellaio di fiducia e chiedere che gli venga tritata. Esatto, allora vedo che stiamo mescolando tutto insieme, passaggio successivo andiamo ad aggiungere, Il sale e il pepe. ecco anche qui un paio di pizzichi, ci regoliamo. certo, a Benissimo. piacere. Ecco, vediamo che lo facciamo saltare un po' sulla fiamma. Altro ingrediente che mi dicevi, un buon bicchiere Di vino rosso. Un buon bicchiere di vino rosso. Tu prima mi hai detto un bicchiere a persona, Sì, esatto. più o meno un bicchiere a persona. Ecco, aggiungiamo il vino, lo facciamo evaporare un attimo, sempre continuando a mescolare. Come tempi di cottura, che sai, i nostri amici da casa ci tengono a queste cose, che dopo devono riproporre questa ricetta. Beh, la cottura è lunga, ci vogliono circa 2 ore, 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, e lo lasciamo scoperchiato o col Certo, coperchio? no, va lasciato senza il coperchio. Senza coperchio, e quindi bisogna anche ogni tanto giustamente mescolarlo e stare attenti. Esatto. Benissimo, e allora andiamo a vedere qual è il passaggio successivo per i nostri bigoli al ragù di cervo. Trascorse 2 ore e mezza, questo è il risultato del nostro ragù. Noi intanto abbiamo cotto la pasta, abbiamo detto dei bigoli freschi, giusto? Certo. Con un tempo di cottura Di di circa 12 minuti. 12 minuti, quindi non ci resta che scolare la pasta, ecco qui Paolo che procede all'operazione, e far saltare in padella insieme al ragù i bigoli. E tu prima mi avevi dato anche un'altra dritta, che oltre ai bigoli possiamo utilizzare che tipi di pasta? Anche le pappardelle fresche o gli gnocchi. O gli gnocchi. E so che voi qui al Puri e Folli, oltre al ragù di cinghiale, ci sono altri 2 ragù particolari, che così suggeriamo un'altra cosa ai nostri amici Il da ragù di casa. cinghiale e il ragù ad anatra. Perfetto, allora ragù di cinghiale ed anatra possono essere altri 2 suggerimenti per i nostri telespettatori. Certo. E ora non ci resta che impiattare. Siamo alla fase conclusiva, stiamo impiattando finalmente i nostri bigoli, che hanno davvero un profumino molto invitante. Ecco Paolo che va a dare una nota di colore con cosa? Con il finocchietto fresco. Ecco, quindi questo può essere un altro prezioso suggerimento
per rendere ancora più bello il vostro piatto. Quindi, cara Valentina, abbiamo realizzato questa ricetta particolarmente sfiziosa, abbiamo parlato che qui al Puri e Folli c'è una pizza molto particolare, abbiamo parlato della carne alla brace e però so che ci sono anche delle serate molto curiose. Certo, facciamo delle serate con, con i ballerini che danzano oppure con le drag queen. Ecco, quindi una cosa davvero interessante, mi dicevi i ballerini di Progetto Danza, Sì, vero? certo. Quindi se anche voi siete curiosi, Valentina vi aspetta al Puri e Folli, noi intanto vi abbiamo dato un suggerimento per i vostri pranzi, sono sicura che voi da casa otterrete un grosso risultato se seguirete i nostri consigli e quindi continuate a seguire le nostre pillole di cucina. Arrivederci! We get in